Momento studio. In fondo il mio lavoro è anche studio, però ti dirò, è una cosa che mi piace tantissimo. Mi sa che ne si era già parlato in un vecchio video dove io parlavo del sogno di fare una scuola di grafico, che per assurdo io anche la feci all'epoca, no? Io andai a fare grafico pubblicitario a Mestre, a Mozzoni, però lì no, veramente non ti insegnavano assolutamente niente, o perlomeno niente di concreto, niente di pratico, perché insomma già a quegli anni c'era la computer graphic e lì all'epoca quando la frequentai io si faceva proiezioni ortogonali, si usavano Rapidograph, si usava di tutto, ma dei computer ragazzi, login e logout su Telnet era una roba vergognosa. All'epoca era il prof di informatica che mi domandava consigli a me, porca miseria. L'informatica, attento ragazzo, che sei una brutta bestia perché è un mondo in costante cambiamento ed evoluzione, quindi non potrai mai impararlo. Sei che lo impari di continuo, non ci sarà mai una fine, anzi. Non facciamo i video. Attimi del suspense. Allora noi, ma soprattutto io ragazzo, qua che spero che non sia la scheda del generatore che ha mandato in tilt il Cosa tutto. avevo fatto qua? No! Però non messo ne ha però con... Corto! È corto, sì no, se sta lungo aveva fatto un bip lungo. E se lo devo dire questo? Che sei qua? Avvolgimento. Ma è corto perché? Perché dobbiamo attaccare già i cavi del generatore Mi allora. sono attaccata che il cavo del generatore. Ok, quindi sì, c'è un problema nel generatore. Yes. Ok. Abbiamo un corto nel generatore. Ok. Vabbè, Per quello scattava. Per quello scattava l'inverter. Perché sentiva il corto. Ok. Quindi intanto, cosa numero uno, tener staccato La CIN. il generatore, esatto. Per stanotte. Allora, tu li fa suole. No, te credo, lasciala. Corto. Ah, boh, il tester l'ha fatto sto rumore. Ah, a posto. Per quello. Ah, pensavo l'inverter. E quando non devo lì a farlo. Se mi prova, allora, mi sono anche sicuro che se io posso fare anche così, guarda, forse me lo fa anche così. Vediamo. Perché fase neutro, come ho fatto messo in corto, se vuol dire proprio lei messo. Vediamo se me lo fa anche sulla terra. Vedo che sulla terra non lo fa. Ah. Quindi abbiamo una fase che se ne incorto con un neutro. Se arabo per me ste robe. Ma purtroppo lì bisogna capire cosa è successo lì. Sì. Te mancava il laboratorio di Mirko, eh? Dai, sedile del Camillo, vedi tu. E queste sono le famose piastre, perché sai che non tutti i camper, però tanti, hanno i sedili girevoli. In sostanza cosa consiste? Ci sono queste piastre che puoi acquistare a parte, non è che vengono vendute solo sul sedile. Adesso quanto è che può costare 80 euro? Mi pare Mirko una piastra, no? Forse di più, 80 euro ieri ai guide da 500, esatto. E quindi ti costerà probabilmente un rene, esatto, sì. Esatto. Ah sì, ti te dà sto rene, lo rincambi, te dà ste piastre, una da attaccare al camper e una da attaccare al sedile e girano i nuovi fusibili del pulmino. 20. Praticamente viene qua qui del negozio dei elettricisti che dice Mirko scusatemi a vendermi una cosa esagerata, ma quando tu hai carichi importanti, c'è tante cose che vanno avanti 20 ore di fila al giorno, è sempre meglio abbondare con la sicurezza. Vabbè, Mirko può permetterselo in termini di peso, cazzo. Senti che è massiccio, è il nuovo piano cucina di Camillo. Tanta roba, sì, peserà 10 kg, di più? Yes. Porca miseria. Beh, no, non so se si capisce in video, comunque è tanta roba. Buongiorno ragazzo, questo è il giorno dopo. C'è la relativa fortuna che ci dà manforte anche Diego della DS Tech stamattina che passa a farci questa grazia. Il problema dovrebbe essere al 99, qualcosa per cento il generatore. A parte ok che è ancora tutto da vedere bene, capire eccetera, sono cazzi se si è bruciato qualcosa eccetera. L'unica cosa che mi fa stare un po' tranquillo è il fatto che mi sembra di percepire che questa azienda, quella là, come cazzo si chiama, la Telair, mi sembra un'azienda sana, cioè con dipendenti che ti cagano, un supporto tecnico che esiste, hai capito? In più, se non sbaglio, ha sede a Ravenna, quindi
in teoria, senza andare tanto in centri qua e là, in teoria dovrei andare da loro, me lo smontano loro e non lo so, sto fantasticando, mi sto prendendo avanti nella vita, mi prendo sempre avanti. Speriamo bene, perché ste robe, ragazzo, ricordatelo sempre, ste rotture di coglioni del camper, cioè rotture di coglioni, è la vita, è il gioco della vita, dai, dico rotture di coglioni nel senso sti imprevisti del Monopoly, no? Non è tanto che costa solo Sky, ma è il tempo, perlomeno per me che lavoro in proprio, è il tempo se è un danno doppio, perché i Sky io li prendo investendo il mio tempo, quindi qua perdo sia tempo che tempo per fare i Sky, e Sky, quindi c'è una perdita infinita, che comprarlo nuovo viene 5.000 euro quel generatore, porca miseria, io mai mi sarei comprato un generatore da 5.000 euro, era già su Pulmin e quindi ho detto, ah che bene. Speriamo bene ragazzi, speriamo bene, perché quella volta ragazzo con la bomba d'acqua, ti ricordi? Quando ci siamo fermati in quella specie di tangenziale lì che c'era, tutti si fermavano che non vedevi più niente, c'era arrivata proprio questa bomba d'acqua che è entrata persino acqua dentro in camper, lì il generatore non aveva più funzionato perché aveva ossidato tutta la scheda, quindi speriamo non si siano fottute cose del genere, ma speriamo piuttosto che sia proprio un problema di qualche cavetto, insomma ecco, però vabbè, non si va avanti con speriamo e non volevo neanche fare un video di speriamo, quindi iniziamo con sto testa da cazzo del can che mi ha tenuto alzato tutta la notte, perché lei va sempre così in tiro e che sempre che cerca cibo appena finito di mangiare, è ancora lì da mezz'ora che punta la ciotola, e gliene sto dando abbastanza in abbondanza perché dice vabbè è vecchia puretta, ok, quindi gli sto dando ben oltre il limite, però è sempre che cerca cibo. E te credo, è sempre che se scrolla, va avanti, avrà fatto 15 km, ma consuma il palché stanotte, e avanti, indrio, sta ferma, ti risparmi calorie. Tu hai i dubbi che Mirko la prima mattina non era da su? Queste qua, le uniche persone che al mattino proprio in tia genetica, in tel DNA, che si sente che va dentro Satana e che mette il crocefisso al mattino, e sto qua, prima mattina, già pimpante, buongiorno. Vedi tu? Anche al parla, Dio caro, cioè, di solito, un prima mattina dovrebbe essere a metà zombie. No, me la butto sotto al letto che basta. Quindi Mirko, il primo step di oggi è staccare la 220 del camper dal generatore e vedere cosa. Lui sa ste robe, cosa? Continuano. Io sempre più sospetto che sia in corto qua. C'è un corto nel generatore. Continua a darmi? Sì. E tu presente tipo i correnti del meteo, che l'aria calda, l'aria fredda, no? Però immaginare un cuo l'amore che ho mi par Diego, anche se le appena arrivasse ancora da capire qual è il problema, e l'odio che la lui in miei confronti e dice ma guarda sto qua anche il sabato mi rompe i coglioni. L'alimentatore non è. E ora, siete voi, femo un attimo di pulizia. Cavemo via questa scatola qua, sti cavi qua, e sontemo qui che arriva qua, che è la chiesa, qui che va dentro, direttamente, o meglio, parecemo chi va da lì. Ok? Obbligato che si ritirava fuori. Riassumendo, così ci resta anche una memoria storica in qualche modo, quindi vedi tu sti video, anche hanno qualche utilità per me, ma insomma, no, scherzi a parte. Allora, l'alimentatore originale del camper sembra che rompa le balle e è in corto, però vabbè, quello lo isoliamo completamente, lo scolleghiamo completamente, tanto io ho l'alimentatore secondario, quindi quello non è un problema. C'è un filo che è uno di quelli con il fusibile colato, che è sotto chiave, ma non riusciamo a capire, intanto è staccato, sembra che funzioni tutto, quindi non riusciamo a capire che cavolo facesse. Oppure, prima ipotesi, poteva essere il carica batterie e servizi dell'epoca. Dice Diego che noi l'avevamo staccato, Purghiniera 2, tutte robe strane. Era un pulsante con scritto, così ho scritto circuito, è tipo un reset. Ok, poi c'era un fusibile che andava e non andava. Maledetta umidità, dimmi tutto. Riproviamo il generatore. E adesso c'è però, spengo. C'è ancora quel problema dell'altra volta. Allora adesso parte. C'è il problema che fa la seconda accensione. Lì il tecnico aveva spiegato questa procedura di metterlo tipo in cortocircuito e il meccanico ha detto no, io assolutamente strabe non le faccio.
Ok, ora che il generatore funziona, seguiamo i consigli della Teleco. Per fortuna Ivano, il tecnico che è quello che ci aveva dato l'occhiata, si ricordava il procedimento. Bisogna dare una sfiammata, diciamo, ai cavi di uscita. In questo modo si rimagnetizza. Cos'è? Dita, che parola è là? E femo danni? No, abbiamo fuoco, la batteria scarica. Una sfiammatina che hai detto una sera e 2 a mattina. Prima il fulminare di euro, aspetta. Sì? Andava e non andava. Infatti adesso, allora Go, ti ragione anche questi fusibi qua. Questo era bello ossidato, li ho puliti bene, dato disossidante. E questo qua da 10, quello lì va e non va, quindi... Infatti adesso il generatore parte. Cioè parte, nel senso parte. Sì, Come no. partiva, dopo che funziona. Mi sento? A lei l'onore. Ah, buon, pensavo chissà cosa. Hai detto colpetti, Mica dai Sì, fuoco. vedete proprio un attimo. Mica dai fuoco, Oh, partiva. Funziona? Il problema principale è che ci sono 50 problemi, ok? Ora funziona. Direi che Quindi il funziona. discorso della smagnetizzazione che ci ha detto la Telair funziona, ok? Però se è in corto comunque. Ma no, non sei in corto. No, va. Cioè adesso riattacchiamo, vediamo se va a 2. Provo anche col coso, vedo se carica le batterie. Sì, aspetta un attimo che riattacca il filo però. Sti gas. Il tuo generatore? Beh sì, normale. A te sarebbe interessato tanto vedere il Wingham dei tu, però poretti quando sono arrivati, per carità sì, ovvio che lo salutare e tutto, però eravamo nel momento più critico in assoluto del lavoro che stiamo facendo e quindi sì, non abbiamo visto il camper né niente. Ti faccio vedere un po' la disposizione. C'è una dinetta enorme, questo perché quasi tutti i Wingham, oppure tutti, hanno il letto basculante, che è una cosa che ti rivoluziona il camper, cioè ti dà un disastro di spazio in più, e quindi dentro hanno il loro bel bagnetto, già lo vedo che è grande come quello di Pullman, e tra l'altro, scusa che metto la mano, ti toglio il fuoco, ha la stessa forma di quello di Pullman, che fa quella sorta di trapezio angolare, e nella parte sinistra, al posto del letto a castello, loro hanno la cucina. Diciamo che, come abbiamo detto più volte fin dall'inizio, su Pullman ci sono tanti cavi, tante complicazioni, tra virgolette, inutili, nel senso che si poteva semplificare molto di più il discorso, però smontare un camper del genere e rifarlo tutto sarebbe un po' un casino. In ogni caso, uno dei fusibili colati che erano sotto quadro, abbiamo pensato che è del frigo trivalente. No, abbiamo. È del frigo trivalente. L'altro, adesso vediamo un po' la volta, perché funzionava sotto quadro e basta. Adesso Mirko sta togliendo via il vecchio alimentatore. È andato. Esatto, che è andato, quindi io sarò Pace senza alla senza alimentatore, tra virgolette, perché quella volta la DS Tech mi aveva montato l'alimentatore opzionale, quello da 70 ampere. Mi dicevano non è il caso di metterne uno o un altro piccolino, tipo da 30 ampere eccetera, per le colonnine che non tengono. Allora, te la racconto perché magari è una cosa che capita anche a te, serve anche a te. Allora, il 70 ampere non fa saltare le colonnine, però è anche vero che se tu accendi il 70 ampere e altre due cazzate, allora sì, salta la colonnina. Quindi può essere intelligente mettere, non so, un 30, in modo tale che se hai altri carichi che devi far andare, tipo, non lo so, una stuffettina elettrica, faccio un esempio, o robe del genere, puoi farlo senza che salti la colonnina, hai capito? Non lo so, ci penserò su, perché effettivamente se faccio andare tipo l'alde a corrente, non è che posso far andare l'alde a corrente e anche l'alimentatore da 70 ampere, salta tutto, quindi non sfrutterei, diciamo, le colonnine, quindi effettivamente sì, un alimentatore il più piccolo possibile lo metterei. Ma scusa un attimo Diego, ma un alimentatore del camper è a 16 ampere, giusto? Quello lì sì. Uno normale? Meno, tra i 15 e i 20 sì. Ok, quindi se noi ne mettiamo uno da 20 ampere sarebbe corretto, invece metterlo a 30, 40. Sì. Mamma mia, guarda che cariche, mi pare adesso, moi lo fai, guarda che cocon, che robe, che misteri. Sarà contenta mia nonna che a me dice sempre, t'ancora tutti i capelli come tuo nonno? Che tradotto significa, sarà felice mia nonna, la quale mi ripete spesso, hai ancora tutti i capelli come tuo nonno. Che poretto, ma non c'è più. Verso? Sì. Callo completamente. Oblè. Ora. Adesso la farà per anni. Taglio qua. E ci saluta dopo 25 anni di onorato servizio. Sai che a volte penso, Mirko,
capito, un camper del genere, complicato come che l'è, se non te che ieri tia, zio, eccetera, cioè voglio buttare sopra il fosso, facevo prima, Dio caro. Questo è complicato come Calassi. Sì. Cazzo, ne è sempre una. Beh, oggi ridendo e scherzando, cioè, Ne abbiamo scoperte altre. Porco che non cane. sanno, perché vale che di robe che non. solo il generatore aveva 3 problemi. Nel senso, allora, un fusibile ossidato, un fusibile che andava e non andava e la smagnetizzazione da fare, quindi solo che là era dato 3 problemi. L'alimentatore del camper che faceva corto, quindi quello è stato completamente tolto. Adesso mi diceva Diego della DS Tech, ne metteremo magari un altro più avanti da 20 ampere, giusto per magari se quando sei in area camper ti attacchi alla colonnina e che non puoi attaccare anche quello a 70, hai capito? E quindi per non caricare proprio zero, carichi con quello da 20, insomma ti mantieni effettivamente, sì, ci sta. Pesa un terzo di quello che è stato tolto, che aveva 27 anni. E dopo cos'altro che avevamo, e poi vabbè, abbiamo trovato dei cavi colati, dei fusibili colati che però erano del frigo trivalente, ok? Probabilmente il frigo trivalente che era stato montato ha interrotto il semo del meccan, quando vede una macchina deve andare sotto le ruote, hai capito? Quindi corri per prendere il cane a vendere, lascia stare. Ho perso il filo, comunque vabbè, capito. In qualche modo approfitto, è una brutta parola però è vero, dai. Praticamente, ok, tutto funziona, tutto va alla perfezione. Adesso mettiamo, forse l'ho anche già detto, non mi ricordo, l'hub USB dove c'è attaccato il telefono in carica e quella specie di Apple Car là che mi ha dato a recensire, che consumano un botto. L'iPhone, quello grande o più quello, butta giù la batteria motore di tanto, cioè mi ritrovo con la batteria a 12 volt, ok? Quindi via tutta la roba USB dalla batteria motore, la mettiamo nella batteria servizi, così il DC-DC quando che si attacca trova la batteria del motore col voltaggio alto, cioè alto normale, 13 e qualcosa, e quindi dà tutta la sua potenza dai 60 ampere, hai capito? Cosa che invece adesso non devo fare tutto un sistema, devo prima accendere il camper senza attaccare niente, dopo il DC-DC e dopo che posso accendere l'iPhone piuttosto che a TV, eccetera. Quindi questo sistema, via tutto sotto le litio e via. Resta solo che l'autoradio. Camillo work in progress. Esatto. Tanto work, poco progress. Finché arriva i singani rompiti i coglioni del venere e del sabato, Dio caro. Vorrei fulminarmi ogni tanto. Te dico che questo tirerebbe tutto il pavimento qui era su. È vero? Questo è il pavimento originale. E perché? Perché voglio rifare tutto il pavimento. Ah, dopo te lo rimette? Sì, perché ho fatto questi lavori qua. Ah. Vabbè, questo non sta di niente, evita. Questo è il bestione di inverter che a Mirko è il 3000 watt, la DS Tech. Io quella volta dissi di no perché a me non serve, a lui invece serve perché ha la piastra a induzione, ok? Quindi ha un carico di consumo tale che gli serve, gli è necessario. Tieni conto però che carico o non carico cambiano anche le dimensioni, insomma, rispetto a un 2000 è parecchio più grande il 3000. Questo è circa dove arrivava il 2000. Uh-huh. E dopo spessore così del 2000. Poi ho approfittato di Diego, non mi ricordo se l'avevo detto, per mettere la terza presa USB, in modo tale che così, guarda, intanto i cavi passano qua e così ho più spazio per attaccare il preso del 220, ma vabbè, capire non è certo quello l'importante, ma queste sono tutte, diciamo, riservate perché è già tutto precablato eccetera, perché ce n'è anche una, vedi, che va sotto qui per quando attacchi il tablet lì, e quindi me ne serviva una per fare attacca e stacca, diciamo. Ok, e questa qua, perfetto. Prima c'era un accendisigari che non mi serviva a niente. Questa parte più bella. Qua forse da spazio, non sta niente. Ciao, dica, io voglio la pubblicità e litio, bisogna attaccare il mondo. Non so dove attacca, dopo lampadine a pompa dell'acqua. Te ragione di. Carichi anche la lavatrice, proprio. Poi c'ho i sassi, stententi, i sassi. Boia sì, perché se noi altri siamo teenager, dica Maria. Siamo giovani dentro e quindi sa fare i selfie con i pizze qua roba a mangiare. Pizza Maria. Esatto, qua Pizza Maria. Anche perché, dite Framietti, adesso che io sgamma a cosa a Ferragni, bisogna che qualcuno c'ha il posto della Ferragni, tu capito? Eh sì. Cioè, non conosci la Ferragni? No. Mirko? Sì, no, per carità, non ti perdi niente, ma non conosci la... Non perdi niente. Ma chi è? Ti farò Ti ricordi che vedere. sono una ucraina?
Ho capito, ma cosa c'entra? No, qui italiana da un anno a sta Se parte. ti dico uno che conosce là in Ucraina, dici chi è? Stessa cosa. Chi È famosa perché è famosa, È famoso di che? per la sua famosità. Cioè, È un po' complicata da Cosa spiegare fa? sta roba. Ma niente, parla di cazzate, di roba da vestire. Allora, Maria, in Italia funziona che quando tu sei famoso, diventi famoso perché sei famoso, cioè perché tu sei quello che ha milioni di follower. È complicata da spiegare sta roba. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.